Stato spettacolo nella giornata di ieri, 400 stile libero vinti da Francesco Peron, comprimato del meeting. Francesco Peron che anche quest'oggi ci riprova, il primato della manifestazione è il suo, per la precisione 1:51,03. Attenzione a Mattia Zuin che ieri si è dimostrato in ottimo stato di forma e parte all'attacco, 25,56 davanti a Peron, 25,96, poi Alberto Marin 26,07. Francesco Peron, abbiamo detto, è stato quinto agli europei giovanili con la staffetta 4x200, staffetta che ha vinto in Coppa Komen che l'ha visto a medaglia anche in gara individuale nei 200 stile libero, medaglia di bronzo con indosso i colori della nazionale giovanile. Zuin che fa ancora il passo, 53,24 con la seconda posizione di Marin che risale 53,75, poi Peron 53,79. Coppa Komen 2012, colori azzurri anche per Mattia Zuin che ha vinto l'oro della staffetta 4x200 con Peron, l'oro dei 200 farfalla, l'argento nei 100 farfalla. Zuin che vanta un palmarès di 8 titoli italiani giovanili, ma attenzione alla gara che si riapre ai 3/4, cambio di passo di Peron, sono affiancati in 3 sulla stessa linea, in corsia 3 Alberto Marin, in 4 Francesco Peron. Zuin che prova a reagire all'attacco degli atleti del team Veneto, finalissimo con Peron che si porta a casa la doppietta, 200 e 400 stile libero, 1,50,11 per lui davanti a Alberto Marin, 1,50,14.